Va ora in onda Filo Diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. E la linea torna subito a Matteo Furian. E rieccoci cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati qui su Filo Diretto con la Lega nel mondo. Come sempre abbiamo un nuovo ospite nei nostri spazi, 02 92 94 72 22 il numero per intervenire in diretta se avete qualche domanda da fare al nostro ospite, oppure potete scriverci su WhatsApp se non avete tempo, un bel messaggino su WhatsApp al 346 642 7756. Come dicevo, come sempre all'interno del nostro spazio di Filo Diretto con la Lega nel mondo abbiamo sempre un nuovo ospite. Questa volta abbiamo un ospite che è già stato ospite nei nostri programmi, nei nostri spazi, quindi non do il benvenuto ma do il bentornato a Vincenzo Viapiano, commissario della Lega nel mondo Belgio. Bentornato Vincenzo, ciao! Grazie, ben trovati intanto. E allora, rieccoci, Belgio. Oggi parleremo di nuovo del Belgio. Tra l'altro, nome ufficiale, nome completo è Regno del Belgio, giusto? Il nome completo. Giustissimo. Esatto. Ecco, perché molte volte ormai noi non diciamo mai più i nomi completi, diciamo sempre, ovviamente per abbreviare, un attimo e per farla veloce, alcune particolarità. Comunque, Vincenzo, eccomi, scusatemi, ma c'è stato un inconveniente in diretta. Il bello della diretta fatta da casa. E stavo dicendo, Vincenzo, oggi com'è mutata la situazione? Noi l'ultima volta che ci eravamo sentiti, che eri stato ospite all'interno dei nostri spazi, insomma, stavamo uscendo da un periodo turbolento che abbiamo vissuto tutti noi in Europa e nel mondo, che era quello della pandemia, e poi era iniziata anche la guerra in Ucraina. Quindi ti chiedo, come è mutato qualcosa in Belgio dal punto di vista economico, legislativo? Ci sono delle importanti novità? Allora, benissimo, sì. Infatti, Matteo, avevo quasi dimenticato la pandemia, no? Nel senso che fortunatamente siamo usciti e credo un po' dimentichiamocene. Abbiamo anche rimosso, no? Un po', perché tutto quel periodo lì. Purtroppo la guerra è ancora in corso e vabbè, continuerà ancora, credo anch'io, ancora a lungo. Ma tornando a noi, la questione del cambiamento che c'è stato in Belgio, come un po' in tutta Europa, il post pandemia, io ho notato una grande ripartenza, una grande voglia di incontrare di nuovo la gente, una grande voglia di tornare alla normalità. Io mi occupo appunto come lavoro seguo spesso il settore della ristorazione, gli alberghi, quindi naturalmente anche lì si è passati dall'eclissi totale a un grandissimo rifiorire. È tutto tornato alla normalità. Per quello che è la mia esperienza, per esempio i ristoranti, gli alberghi attualmente in Belgio sono tutti pieni, anche strapieni, la gente ha voglia di uscire, ha voglia di girare, ecco, questa è la mia, ma la sensazione anche di tutti. Io spesso vengo anche in Italia, vedo che in Italia è simile la situazione, cioè nel senso che comunque sembra quasi non ci sia mai stata la pandemia, non so perché. Ecco, io credo a livello psicologico abbiamo proprio voluto rimuovere perché l'abbiamo sofferta tutti e tanto. E su questo ti do assolutamente ragione, anche tipico, è un meccanismo di tutti noi della mente umana, cercare di rimuovere episodi sgradevoli che abbiamo vissuto, soprattutto se li abbiamo vissuti tutti insieme, ecco, non quindi singolarmente. Ecco, ti faccio questa domanda, visto che quando eri stato ospite, appunto, era appena iniziata la guerra in Ucraina, ti faccio questa domanda, visto che comunque la capitale del Belgio è Bruxelles. Secondo te l'Europa ora come sta gestendo, o meglio i politici europei, come stanno gestendo la questione dell'Ucraina? Intanto ti faccio una domanda molto specifica. In Belgio è così vivo il dibattito come in Italia o anche in altre nazioni sul discorso dell'invio delle armi in Ucraina, cioè di questo appoggio da parte dell'Europa all'Ucraina? È una domanda importante questo, se è un dibattito vivo, ci sono partiti politici che sono contrari. C'è un dibattito acceso comunque, rispecchia un po' come l'Italia, ecco, voglio dire, nel senso che nessuno è a favore della guerra, nessuno è a favore delle armi,
però il sentore comune, la volontà comune è quella che la guerra finisca, ma comunque appoggiando, tra virgolette, l'Ucraina. Cioè in Belgio l'Ucraina è percepito come il paese che è stato aggredito, ovviamente. E quindi la tendenza è quella lì, cioè che si vuole, la fine della guerra, ma non si può neanche pensare che l'Ucraina possa difendersi senza armi, no? Certamente. E dal tuo punto di vista, invece, questa è una domanda più: com'è che secondo te i politici europei stanno gestendo la questione dell'Ucraina? Visto che comunque nel dibattito, nel calderone del dibattito, ovviamente quello che viene anche chiesto è un po' più di diplomazia da parte dei politici europei, anche per cercare di far mediare soprattutto i protagonisti, tra virgolette, che sono Stati Uniti e Russia su questo piano qua, per far cessare la guerra. E anche Cina, in realtà. Tu cosa ne pensi? Ecco, Pronto? è questa la domanda. Beh, io credo che sia indispensabile una mediazione, assolutamente indispensabile. E l'Europa in realtà è proprio parte, potrebbe fare veramente da anello di congiunzione, anche perché non dimentichiamoci, siamo a 1000 chilometri. Quindi, cioè, nel senso, siamo quasi al confine in realtà noi con il conflitto. Gli Stati Uniti sì, però sono da tutt'altra parte, no? Così come la Cina. Io credo che in realtà diventa appunto dal punto di vista fra Stati Uniti e Cina una corda, no? Chi tira da una parte e chi tira dall'altra, ma di fatto al centro ci siamo noi. E la capacità, che può avere di mediazione europea, io credo che si possa fare di più. Certamente si può fare di più, e speriamo che venga fatto di più, perché purtroppo più passano i giorni, più secondo me si va verso un lato negativo della questione. Ecco, non migliora certamente. Assolutamente, anzi rischiamo addirittura un'escalation ancora superiore, per quello ritengo che sia importante mediare. Esattamente, perché il pericolo è, ormai noi siamo abituati, io sento molte volte dire, ma no, io prima che Putin invadesse l'Ucraina, in altri miei programmi avevo avuto come ospiti degli esperti di queste tematiche, e tutti dicevano no, ma è fuori discussione che Putin... Mi ricordo bene, sì, prima è stato quasi un fulmine al ciel sereno l'inizio, no, della guerra. Tutti dicevano no, è un bluff, no, vedrai, invece in realtà è successo. È successo, e io faccio questo paragone. È un po' come il Covid, cioè se io e te, Vincenzo, raccontiamo quello che tutti noi abbiamo vissuto ai noi stessi, tra virgolette, di 3 anni fa, di 4 anni fa, probabilmente ci guardavamo e ci diciamo, ma di cosa stai parlando? Stai parlando di fantascienza per quanto riguarda la pandemia che abbiamo vissuto, i lockdown, i coprifuoco, così no. Sicuramente ci guardavamo in faccia e ci dicevamo, ma questa è fantascienza, che film hai visto? No? Vero. Quindi su una probabile escalation, quando si parla di una probabile escalation, che anche qui sento sempre, ma no, è impossibile, ma stai scherzando, ci sono le armi nucleari di mezzo, Bravo. ma stai scherzando, così. Insomma, io non è che sono così tanto sicuro, soprattutto conoscendo l'uomo per la sua natura, che non si fa problemi, soprattutto quando è messo alle strette in una situazione difficoltosa, a diventare una belva, una bestia. Quindi io mi aspetto di tutto. Non dobbiamo, scusami, non dobbiamo neanche dimenticare, non è solo l'uomo, ma anche la mentalità, perché ogni paese ha una sua mentalità. La mentalità in Russia, loro non tollerano la sconfitta. Esatto. E in questo caso in Belgio poi avete probabilmente una mentalità un po' francese, un po' tedesca. Sì, è un misto, no? Chiaramente, quindi chiaramente sì, si mescola tutto anche. Ecco, perché alla fine comunque nelle Fiandre corrisponde la maggior parte delle popolazioni, cioè il numero di abitanti delle Fiandre che corrisponde al numero massimo, cioè il 58%, se non erro, ho letto tempo fa dei dati meno del 60%, poco meno del 60%. Ecco, quindi la maggior parte delle persone, degli abitanti del Belgio, comunque sono di lingua olandese, però dopo la seconda lingua è quella francese. Diciamo. La seconda lingua è quella francese, giusto? Sì, nella parte perché divisa così, la parte della Vallonia, quella sud, è tutta francese, praticamente francofona, mentre la parte nord è quella fiamminga. Non è proprio olandese, è la lingua proprio fiamminga, che è un misto fra inglese e olandese. Quindi
Però la mentalità è olandese, praticamente, è come vivere in Olanda quasi, anche dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della mentalità del pensiero, quindi lì l'impatto, l'impronta, cioè, l'approccio all'ecologia sono decisamente olandesi lì. E ti faccio sempre questa domanda, visto che comunque conosci il Belgio, vivi da tanti anni in un paese che ha più lingue, perché uno può dire certamente che anche, però non possiamo paragonare sicuramente la situazione che c'è in Belgio a livello di lingue, no? Alla situazione che c'è in Italia, perché certo abbiamo il Sud Tirol dove parlano tedesco, abbiamo nella Val d'Aosta dove viene parlato sicuramente il francese, altri vari dialetti così, però sicuramente non può essere paragonabile a ovviamente alla differenza linguistica che c'è un paese come il Belgio. Ti faccio questa domanda: secondo te un paese che ha così tante lingue parlate al suo interno, come può essere il Belgio o anche la Svizzera, è un punto di forza a livello europeo e internazionale? Secondo me sì, è un punto di forza, decisamente. Perché Intanto aiuta molto, no? Per esempio, a conoscere più lingue fin da piccoli, naturalmente poi ti apre le porte, tra virgolette, al mondo, no? E dopo ti apre, cioè ti fa pensare in maniera diversa. Quindi è sicuramente un punto di forza, non è un punto di debolezza. Tu rimpiangi tanto l'Italia? O no? Io poi ho comunque un rapporto stretto con l'Italia, perché comunque ritorno spesso, anche diciamo grazie al mio lavoro, di fatto io vendo prodotti italiani, no, in Belgio, quindi di fatto non ho avuto un distacco totale, no? Quindi sinceramente no, non la rimpiango. Certo, se parliamo di qualità del cibo, di qualità dei vini, anche di modo di vivere proprio italiano, il sole per esempio, in Belgio ogni mezz'ora piove, no? Più o meno, sì. Vabbè, il clima è un po' così, ma diciamo no, l'Italia non la rimpiango. Però dal punto di vista, diciamo così, lavorativo, di opportunità, il Belgio offre molto, anche e soprattutto per i giovani. Ecco, io faccio bisogna sempre... essere onesti intellettualmente e riconoscere che il Belgio, almeno la parte fiamminga, che è quella che io frequento di più, dà più opportunità lavorative. Questo anche proprio nel modo di accogliere, no, il giovane nuovo entrato. Ecco, ci puoi spiegare un attimo come sarebbe l'arrivo? Mettiamo caso, io domani mattina dico basta, voglio farmi un'esperienza all'estero, voglio provare a vivere all'estero, voglio andare in Belgio. Com'è che funzionerebbe? Cioè la collocazione anche del lavoro? Perché per esempio in Germania sono molto ben organizzati anche su questo versante. In Belgio come funziona? Mi piacerebbe, a questo punto vi faccio un esempio che è proprio ultimo, no? Negli ultimi 10-15 giorni, no, mi è successo. Il classico passaparola, no? C'era la figlia di un mio amico che è italiana, si è laureata da poco, suo ragazzo vive in Belgio, sta facendo lì un dottorato, lei ha deciso di seguire il suo ragazzo, no? Nelle Fiandre. Quindi è partita e è arrivata, diciamo, in questa città, il nome è Ghent, è arrivata in questa città. E lei da zero, non parlando la lingua, non parlando nulla, cosa ha fatto? Ha iniziato a mandare dei curriculum, no? Chiaramente, nelle varie aziende. All'inizio mi aveva chiamato perché ero preoccupata, sai, uno non conosce nessuno, no? Ha fatto un po' di riferimento a me per amicizia, no? Tramite suo padre. Io l'ho incontrata, gli ho detto, guarda, ho dato un po' di dritte, no? Insomma, è un paese accogliente, servono le lingue e così via. Abbiamo iniziato a parlare un po'. Dopo neanche un mese, ha detto, guarda, sono stata contattata da 4 aziende. Inizialmente gli ho detto, guarda, se vuoi trovare qualche lavoretto, lavorando io nell'ambito della ristorazione, ti trovo qualche contatto, no? Per iniziare, no? Come cameriera, per iniziare un attimino ad inserirsi, no? Nel tessuto. Bene, ha fatto 2 colloqui, aveva trovato lavoro da tutte e 2 le parti nei ristoranti. Nel mentre, prima ancora di iniziare a lavorare nei ristoranti, ha ricevuto diciamo così, altre offerte di lavoro e ha iniziato a lavorare in un'azienda, non faccio il nome e così via. E lei, quando è entrata, quando ha iniziato a lavorare, intanto riceve una paga regolare, quindi non è il solito stage, no? Come si fa da noi, magari 3 mesi, 6 mesi non retribuito, 12 mesi e così via. E non solo, è addirittura stata pagata di più dei suoi colleghi senior, perché la loro mentalità è dire, ti stai iniziando, hai bisogno di aiuto per inserirti. Magari è un esempio piccolo, no? Ma fa capire, come dicevo prima, proprio la mentalità, no? Che c'è nell'approccio all'accoglienza, al lavoro. Adesso chiaramente io non voglio illudere nessuno, non è che domani tutti quanti partono per il Belgio, però secondo me è un esempio calzante che fa un attimino capire
l'approccio che hanno verso le persone giovani, quelle che entrano nel mondo del lavoro. Anche per esempio c'è una grande detestazione su tutti gli studenti lavoratori, gli studenti per esempio le attività che assumono studenti hanno grandi vantaggi fiscali, proprio perché diciamo, lo Stato ha interesse a fare avvicinare i giovani nel mondo del lavoro e a creare lavoro. Ecco, questo sicuramente potrebbe essere un'idea magari da sicuramente curare meglio per quanto riguarda il nostro paese, perché come hai detto tu, la realtà nostra la conosco bene, anche italiana, no? Ma poi magari a volte diciamo la verità, è vero che non si trova personale nei ristoranti, negli alberghi, però diciamo anche la verità. Alcune volte sono anche sottopagati e sfruttati i ragazzi. A parte quello del mondo, come hai detto tu, dei ristoranti, dei camerieri, perché ne parlavo proprio prima nella puntata precedente di questa tematica, che spesso si parla sempre della fuga di cervelli, della cosiddetta fuga di cervelli, si fa sempre spesso l'esempio dell'ingegnere che è laureato in ingegneria, che ha cominciato a lavorare in Italia, a un certo punto si sveglia una mattina e si rende conto che il suo stipendio rispetto a quello dei suoi colleghi che lavorano all'estero è 3 volte meno, 2 volte meno, e quindi decide di partire ed andare all'estero per trovare un'opportunità migliore. Però in verità anche nei cosiddetti lavori, senza togliere nulla a nessuno ovviamente, nei cosiddetti lavori che non è magari l'ingegnere ma fare il cameriere, all'estero vieni pagato molto di più rispetto all'Italia, sì. Ma lo stesso anche nelle grandi aziende, perché in Italia, e questa è la realtà, ti fanno i famosi stage che se vieni pagato, come hai detto tu, ben venga, ma se vieni pagato lavori come un dipendente normale dalle 9 alle 18 e prendi 400 euro al mese e 200 euro di buoni pasto, di ticket, cioè una presa per i fondelli. Sì. Di sicuro demotiva, no, una ad iniziare a lavorare, chiaramente si guarda intorno. Per quello vi ho fatto questo esempio proprio calzante. Questa ragazza qui si è laureata in ingegneria dei materiali, ma lei giustamente, con umiltà, aveva iniziato a voler fare un lavorettino, no? Così come cameriera, quindi ha vissuto sia quella realtà e poi è stata chiamata. Ma mi sono stupito quando lei mi ha raccontato, mi danno più soldi degli altri miei colleghi perché io sto iniziando. Una roba del genere in Italia non l'ho mai sentita, mai. E non la sentiremo mai. Purtroppo. E non la sentiremo mai. Ecco, questo per esempio, io penso che gli stati che guardano ai giovani e investono nei giovani sono gli stati. Quello vuol dire investire sui giovani, no? Perché giustamente il giovane è motivato, no? La fuga dei cervelli per noi è un grandissimo problema perché un laureato costa tantissimo allo Stato, no? E dopo alla fine li perdiamo. È paradossale, ma è così. Esatto, questo è uno dei tanti problemi che la politica italiana dovrà risolvere assolutamente. Affrontare e risolvere, sì. Incrociando le dita. Comunque Vincenzo, siamo arrivati alla fine del filo diretto con la Lega nel mondo. Io ringrazio di nuovo Vincenzo Viapiano per essere tornato qui sui nostri spazi, per averci parlato di nuovo del Belgio. Purtroppo il tempo è sempre breve, scorre velocemente, soprattutto anche quando le interviste sono interessanti. Mi sarebbe piaciuto avere più tempo per poter approfondire e parlare del Belgio, ma sono sicuro che avremo un'altra occasione. Io sono sempre a vostra disposizione. Approfitto solo per ringraziare e salutare tutti i radioascoltatori. Grazie mille a Vincenzo Viapiano, commissario della Lega nel mondo del Belgio. Grazie ancora a Vincenzo e un grazie va a tutti e voi che come sempre ci ascoltate e ci sostenete. Scusate la stanchezza, ma sono sveglio dalle 6 del mattino, sto morendo in piedi oggi, c'ho proprio un mal di testa, poi l'allergia, è proprio il tempo adatto oggi che c'è il sole, vedo tutti i pioppi in giro, sto morendo anche di allergia. Esatto, il momento più terribile, in questo caso rimpiango la pioggia, ecco. In questo caso comunque grazie mille a tutti voi che come sempre ci sostenete, ci ascoltate e ci rivediamo alla prossima puntata di Filo Diretto con la Lega nel mondo. Grazie per l'ascolto, buona serata. Avete ascoltato Filo Diretto